Il reddito di cittadinanza non è in linea con il diritto dell'Unione Europea in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini residenti e protezione internazionale. Lo ha stabilito la Commissione Europea, che ha aperto una procedura di infrazione contro il nostro Paese perché il reddito sussidio discrimina gli altri lavoratori dell'Unione Europea. Stessa procedura da parte della Commissione Europea per l'assegno unico dei figli. La Commissione Europea, nella nota inviata all'Italia, scrive che le prestazioni di assistenza sociale, come il reddito di cittadinanza, dovrebbero essere pienamente accessibili ai cittadini dell'Unione Europea, che sono lavoratori subordinati, autonomi o che hanno perso il lavoro, indipendentemente dalla loro storia di residenza. I benefici del reddito, prosegue inoltre la Commissione Europea, dovrebbero essere estesi a cittadini comunitari che non lavorano per altri motivi, con la sola condizione che risiedano legalmente in Italia da più di 3 mesi e soggiornanti di lungo periodo al di fuori dell'Unione Europea. Il requisito della residenza in Italia da 10 anni si qualifica come discriminazione indiretta, scrive la Commissione. Il regime italiano di reddito minimo, infine, discrimina direttamente i beneficiari di protezione internazionale che non possono beneficiarne di tale requisito. L'Italia avrà 2 mesi di tempo per rispondere alla nota ufficiale, anche se con il nuovo capo dell'esecutivo Giorgia Meloni la posizione sarà radicalmente diversa.